Buona visione con i supermercati The Spar, Eurospar, Interspar. Effetto Friuli Giovani. Ben ritrovati, sesta puntata. Oggi parliamo di giovani e trasgressione. Abbiamo scelto di sviluppare questo tema complesso e chiaramente impegnativo come sempre con i nostri ragazzi presenti come sempre numerosissimi in studio, e tra l'altro mandiamo i saluti a due assenti che attendiamo qua, Enrico Teso e Matteo Biasin, e poi insomma io ringrazio già chi oggi partecipa praticamente per l'ultima puntata, perché poi impegni lavorativi e cose varie non permetteranno insomma ad alcuni ragazzi di essere qui le prossime volte, quindi grazie ovviamente per i contributi. Max, i ragazzi laggiù in fondo, dietro. Detto ciò, vi vado a presentare gli ospiti di oggi. Partiamo dalla mia destra, al mio fianco Manuel Buttus, attore di teatro del Teatrino del Rifo e che porta appunto nei teatri uno spettacolo di cui poi parleremo, che si chiama Jackpot Milionario, e come magari suggerisce si parla di gioco, ma in realtà si parla di ludopatie. Al suo fianco Gabriele Ragogna, buonasera, docente e dirigente scolastico dei licei Bertoni. Poi abbiamo lo psicologo Franco Dodorico e ultimo seduto Lucio Tonelli, presidente dell'ANGLAD, Associazione Nazionale Genitori che lottano contro la droga, la dipendenza dei figli, ed è affiliata, associata a San Patrignano. Dodorico appunto collabora con questa realtà associativa. Allora, giovani e trasgressione, era anche difficile scegliere una strada, un percorso per sviluppare questo tema, e come spesso accade mi faccio ispirare anche dalla cronaca. Partirei da qui senza entrare nel merito della vicenda e tutto quanto. A ottobre una ragazza di 16 anni, quindi una coetanea di alcuni di voi, alcuni sono un po' più grandi, ma insomma una ragazza delle superiori, è morta di overdose da eroina nei bagni della stazione di Udine. Una notizia che ovviamente ha scosso sia noi adulti, noi anche giornalisti, nel trattare un tema così delicato e difficile, è anche ovviamente una tragedia umana, personale, dei genitori, dei familiari, degli amici di questa ragazza, ma sicuramente anche i genitori, l'opinione pubblica e chiaramente i ragazzi, gli studenti che magari erano in corso con lei, o comunque suoi coetanei che frequentano la zona del centro-sud. Insomma, alla fine è un po' una grande comunità anche questa, in particolare parlo naturalmente per la realtà udinese delle scuole appunto della zona studentesca. E non volevo entrare nel merito della storia e via dicendo, volevo solo sapere, sondare per alzata di mano, così cominciamo cercando di abbattere un po' di timidezza, se ne avete parlato a scuola di questa cosa, se avete chiesto o sono stati fatti degli incontri, degli approfondimenti, dei momenti di riflessione a scuola, anche per alzata di mano. Nessuno ha fatto nulla? Non ci credo. Il professor Babbo mi conferma che non è così, ecco, giusto per alzare, non siate timidi, cioè non c'è nulla di cosa. Mi sembrerebbe piuttosto strano che magari insomma la cosa sia scivolata via così. Sono incontri che avete chiesto, sono nati spontaneamente dagli insegnanti che magari hanno scelto di parlare, di affrontare questa tematica di attualità. Chi ha il microfono magari facciamo rompere il ghiaccio. Max, tu dietro hai il microfono? Passate il microfono a Max che è disponibile a parlare. Per favore, lo passate indietro? Ok, Siria. Grazie. Noi col prof Babbo appunto, lui ci ha parlato spontaneamente di questa cosa e comunque ci ha fatto anche abbastanza riflettere, che comunque non si è guardato tanto quello che la ragazza ha fatto prima, ma quanto tutta la cronologia di quello che ha fatto quello stesso giorno, che si sapeva veramente tutto. E comunque ci ha fatto anche riflettere sul fatto che è strano che comunque gli amici che erano più vicino a lei, ma anche gli stessi genitori, non si siano accorti di nulla. Cioè, a noi ci hanno fatto riflettere su questa cosa qua, ma comunque è stato un incontro di
Poco, relativamente poco. Ovviamente anche non siamo entrati più nel merito perché comunque c'è sempre la privacy. Certo, poi appunto, come dicevo, non voglio neanche io entrare nel merito della storia, però era per capire se questo tema, io penso che questo episodio abbia un po' colpito i ragazzi, quando c'è anche, voglio dire, un ragazzo che semplicemente, no, quando un ragazzo perde la vita in un incidente stradale, cioè è chiaro che anche per affinità di età o quant'altro queste cose si vivono in maniera insomma un po' personale anche. Max, tu che alzavi la mano così, approfitto di farti fare l'ultimo intervento, ne avete parlato anche voi a scuola, alzati in piedi per cortesia che così la nostra regia ti inquadra meglio. Sì, Grazie. praticamente da noi c'è stata la polizia ferroviaria e ci ha parlato della droga che c'è a Udine e a Codroipo e ci ha annunciato della ragazza e ha detto che tornerà per parlare ancora dei problemi che causa la droga. Quindi era un incontro anche organizzato a livello Sì. scolastico e strutturato per tutti. Tu sei della scuola? CEFAP. CEFAP. Quindi insomma, grazie. Altri che hanno fatto degli incontri, dei percorsi, altre scuole magari? Nessuno, silenzio, bene. Allora, evidentemente il problema è anche questo, secondo me, riuscire anche a parlarne in una sede come quella che può essere la scuola, che ovviamente tante cose deve fare, spesso si trova anche ad affrontare ovviamente problematiche del genere che fanno parte poi di un'educazione alla vita. Allora, seduto tra il pubblico, dicevo, abbiamo un papà che ha vissuto... Dharma, vuoi dire qualcosa o aspettiamo? Ok, tra gli ospiti abbiamo un papà che ha vissuto il percorso, affiancato insomma la figlia in un percorso lungo, difficile per uscire dal tunnel della droga. Signor Lucio Tonelli, come ha affrontato questo percorso? Una ragazza a Siria prima ha detto ci è sembrato strano come i genitori non si siano accorti di nulla. Come funziona? Ma diciamo che c'è stato un cambiamento nel comportamento di mia figlia verso i 15 anni, così. Però allora ho cominciato ad andare male a scuola, a non aver più voglia di fare certe cose, a non seguire più quello che volevamo fare noi. C'era un clima di insofferenza in casa. Ma noi abbiamo dato colpa al passaggio dall'adolescenza all'adulto, no? Quindi tutti quanti abbiamo avuto dei problemi, no? Anch'io personalmente. Ne abbiamo discusso. No? E quindi sì, si pensava, nessuno in famiglia pensava lontanamente alla droga, perché era una cosa che era completamente estranea da noi, cioè è neanche mai passato per l'anticamera del cervello che qualcuno potesse drogarsi in famiglia, no? E niente, sta storia qui è andata avanti, abbiamo cominciato a fare delle analisi che sono state negative, qualche psicologo, psichiatra, alla fine poi abbiamo scoperto che faceva uso di sostanze. È stata lei a dirvelo? No, l'abbiamo scoperto attraverso delle terze altri persone. Canali, ok. Ed è stata una bomba, no? Come se fosse scoppiata una bomba in casa, ci ha dilaniati, no? Perché non sapevamo cosa fare. Cosa fa uno quando si trova con un figlio che è drogato in casa? E io conoscevo San Patrignano perché avevo letto diverse cose, ho telefonato a San Patrignano, questo parlo di 11 anni fa. Ho telefonato a San Patrignano, i quali mi hanno dato il numero di un'associazione che a quella volta era a Sacile e che copriva tutta la Veneto e Friuli. E abbiamo cominciato a frequentare questa associazione che ci ha insegnato come gestire il problema. Voi genitori con Sì. anche vostra figlia? Sì, Cioè, all'inizio siamo andati solo noi, poi è arrivata anche nostra figlia e alla fine è stata convinta ad entrare a San Patrignano, si è fatta il suo periodo di comunitari 4 anni, poi è uscita e adesso fa una vita normale, lavora, sta bene e sembra che tutto sia risolto. Ecco. Abbiamo passato degli anni piuttosto difficili, però avete scelto anche nella difficoltà, immagino. sì, ma il messaggio è, cioè io l'ho fatta in parole povere e corta, no? Perché Certo. altrimenti diventerebbe lungo il racconto. Però
Il messaggio che voglio dare è che da soli non si riesce ad uscire, bisogna cercare aiuto da qualche parte. Qualcuno va alle istituzioni, qualcuno va, non lo so, si affida a dei religiosi, qualcuno va a cercare delle associazioni come le nostre, dove ci sono dei genitori che hanno già vissuto e risolto il problema e che con i loro suggerimenti poi guidano gli altri a cercare di gestire il problema. Questo è quanto facciamo noi in associazione. Certo. No? Una delle cose. La seconda cosa che facciamo, abbiamo un gruppo di ragazzi che ha già fatto la comunità, che quindi sono usciti dalla tossicodipendenza, che si occupano dei ragazzi che hanno problemi, che ci contattano o che vengono portati dalle famiglie per riuscire a risolvere il problema. Tutto questo coadiuvato dal nostro da un supporto psicologico, psicologo che ci dà una grossa mano, insomma, anche a capire, perché certi problemi magari noi li sentiamo, ma magari non riusciamo a esprimerli bene come uno che è voi genitori siete stati molto forti, perché poi avete accompagnato vostra figlia lungo un percorso. Immagino dopo appunto sia stato difficile anche intraprendere questa strada di aiuto, di supporto, non perché non siamo i propri figli, ma perché ovviamente faccia a faccia con questa realtà i genitori che mandano i figli a San Patrignano devono rinunciare ai figli per 4 anni. Quindi non tutti sono disposti a farlo, anche se questo periodo qui è la salvezza, no, del figlio, però qualcuno lo tiene lì. La droga è vergogna, la droga è isolamento, è paura, non tutti riescono ad affrontarlo, non tutti riescono, e allora cercano di coprire la cosa e la cosa va avanti negli anni e si incancrenisce, no? E certo, è un meccanismo poi, no, insomma, vizioso, un cane che si morde la coda. E in più appunto non è sempre facile accorgersi, non perché non si guardi con occhi attenti i figli, ma perché magari appunto si scambiano. Ma per i genitori non è facile, di solito tutti lo sanno fuorché i genitori, no? Perché si tenta sempre, non lo so, magari lui lo potrà spiegare, ovviamente. Perché noi cerchiamo sempre di giustificare i nostri figli, ma non lo volevamo neanche credere quando ce l'hanno detto, noi no, mia figlia. Ma insomma è un tradimento, no, in un certo senso. Ma è impossibile, no, non si può, eppure invece è stato così. Bene, allora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, voi potete scriverci anche messaggi, inviare messaggi tramite SMS o WhatsApp e noi li leggeremo qui in diretta, così ne parliamo con i nostri ospiti e ragazzi. Pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci rientrati. Allora, abbiamo parlato dell'esperienza del nostro ospite e del lavoro dell'Anglad. Abbiamo anche però ospite appunto uno psicologo. Abbiamo già sviscerato delle tematiche insomma interessanti da approfondire riguardo gli abusi insomma di stupefacenti. Lei lavora quindi anche con ragazzi, ma segue anche le famiglie che ovviamente hanno bisogno di sostegno psicologico per questo percorso molto impegnativo in cui ci si mette molto in discussione. Certamente. A riguardo noi abbiamo, come ha detto il signor Tonelli, 2 gruppi, il gruppo dei familiari e il gruppo dei ragazzi. E investiamo su questi 2 gruppi perché diventino uno strumento terapeutico, nel senso che da una parte i ragazzi vengono invitati a ragionare, a discutere, a sviscerare il problema assieme a coloro che hanno già fatto un percorso a San Patrignano e quindi sono usciti dal problema, e grazie a questi interventi e al nostro poi vengono incentivati a andare anch'essi o a San Patrignano oppure trovare delle soluzioni adeguate sul territorio. Ma fermo un attimo, sapete no, che cos'è San Patrignano? Tutti? Ok, chi non lo sa, c'è qualcuno che... Allora, San Patrignano è una comunità dove in Emilia-Romagna, dico una stupidaggine, fondata da qualche decennio da Muccioli, nome proprio non mi ricordo, Vincenzo.
e che accoglie ragazzi che hanno appunto problemi di tossicodipendenza, dove all'interno insomma è, come posso dire, ben strutturata, i ragazzi possono lavorare, lavorano, cercano di essere pian piano accompagnati lungo un percorso di disintossicazione ma anche di reinserimento nella società al termine di un percorso che dura anni. Correggetemi se sbaglio, durante questo percorso vengono, diciamo, come diceva il signor Tonelli, tagliati un po' tutti i cordoni con quella che era la rete amicale del posto di origine, ovviamente del ragazzo, ma anche con i parenti. Perché? Giusto così per spiegare ai ragazzi. Ma perché... chi di voi due vuole? Perché in famiglia... Quando entra la droga si formano certe dinamiche che sono devastanti, no? Per la famiglia e per il ragazzo. Allora bisogna separarsi per un periodo, cominciare a riflettere e poi reincontrarsi dopo un anno, perché dopo un anno c'è una giornata d'incontro, perché anche le famiglie devono riflettere che probabilmente c'è stato qualche... non hanno visto bene quello che stava succedendo. Insomma, il ragazzo naturalmente da parte sua prima di entrare a San Patrignano ne avrà combinate ok, ha fatto questo diciamo, percorso ai limiti. Di tutto di più, no? Quindi c'è questo stacco, no? In modo che ognuno possa riflettere e poi ognuno possa riprendere il percorso. Il ragazzo fa il percorso comunità, noi cerchiamo di fare il percorso alle famiglie, in modo che quando dopo 4 anni il ragazzo torna a casa non deve trovare la stessa situazione di prima, perché se torna alla stessa situazione di prima è il pericolo, no, che ritorni sulla stessa strada. Quindi anche le famiglie devono fare un passo avanti e cambiare la loro cultura. Ecco. Prego. Ad integrazione di quanto è stato detto, riprendendo il concetto iniziale, ci sono 2 gruppi, il gruppo dei genitori ed è un gruppo sul quale vale la pena di investire perché tutti si trovano con lo stesso problema e tutti cercano di affrontare in termini nuovi, con le risorse che sono a disposizione, questo terrificante problema. Il gruppo di per sé stesso diventa uno strumento terapeutico, tant'è che questi genitori che si sentono smarriti, non sanno che pesce pigliare, sono deboli, fragili, piano piano, attraverso i colloqui che vengono fatti, si fortifica e si ritrovano quasi come una piccola comunità, che fra l'altro è quello che manca nella nostra società, avere degli assembramenti, dei gruppi che si fortificano tra di loro in relazione ai problemi dei più vari. Riprendendo un altro invece tema che era stato enunciato dalla conduttrice, ovvero come mai i genitori non si accorgono, la psicologia insegna che queste negligenze sono una sorta di meccanismo di autodifesa. No? Pensate che addirittura dei medici che hanno dei sintomi patologici quali può essere sintomi di un cancro, talvolta sono portati a negare questi sintomi perché si vogliono difendere dall'ansia di avere questo. La stessa cosa succede ai genitori, non è nostro problema, sarà sicuramente di altri figli. Se il nostro figlio ha questo problema, ecco il meccanismo di razionalizzazione, probabilmente è stressato, probabilmente si sente debole, cercano tutta una serie di altre giustificazioni piuttosto che ammettere questo. Per cui è quanto mai produttivo venire in contatto con la nostra associazione, ma anche con i CERT e tutte le istituzioni che se ne occupano, per poter decodificare, interpretare quei sintomi che sono talvolta inequivocabili. Altre volte magari i genitori possono essere anche impreparati, ovviamente, però chiaramente questo è un discorso... Sì, volevo aggiungere che di solito i ragazzi sanno tutto sulla droga perché sono informatissimi, mentre le famiglie no. Sanno anche troppo perché andando su internet ci sono moltissimi siti che dicono che la marijuana fa bene, che certe sostanze fanno bene, che potete comprarle tranquillamente. Naturalmente dietro questi siti ci sono le lobby dello spaccio, della produzione. Quindi insomma, diciamo si minimizza un po' un problema, no? Anche per la famosa vendere, suddivisione tra più, droghe leggere e droghe pesanti.
E questo ovviamente fa Quindi anche, bisogna stare aumenta molto- la confusione. Noi abbiamo pubblicato il Settimanale Friuli la scorsa settimana proprio un'inchiesta dedicata all'uso di stupefacenti da parte dei ragazzi. Una mia collega Maria Ludovica Scinco è andata in zona centro studi e ha intervistato un po' di ragazzi in forma anonima, senza... E insomma l'idea di fumarsi una canna la sera del sabato con gli amici passa come una cosa normale, e l'episodio appunto della ragazza morta di eroina è un qualcosa di lontano da ogni prospettiva, perché l'eroina è una cosa, le pastiglie, la cocaina non ci riguardano, una canna non è niente, tutto il resto sì, è molto grave. Quindi insomma c'è questo aspetto, questo approccio anche dei ragazzi che forse legittimamente non conoscono i rischi e quant'altro. Voi anche con le scuole, parlo allo psicologo, fate degli incontri, vi relazionate anche con i ragazzi negli istituti, non so, degli incontri formativi sull'utilizzo, sugli effetti delle sostanze? In verità abbiamo partecipato, dopo l'evento tragico che lei ha citato, abbiamo partecipato a degli incontri pubblici, ma nelle scuole ancora non siamo arrivati. E questi incontri pubblici hanno partecipato, immagino, genitori o comunque anche ragazzi? Anche ragazzi. Anche sì, ragazzi. Allora passerei la parola al dirigente scolastico Ragogna, perché abbiamo parlato un po' di scuola, no? Le scuole fanno in realtà degli incontri, certo. no? Diciamo che questa tematica, che chiaramente non è una tematica curricolare, però si fanno dei percorsi anche di educazione alla legalità, igiene, ne abbiamo parlato nel corso anche di queste puntate proprio. Certamente. Allora, partirei da una premessa, parlando nello specifico dell'istituto che rappresento, cioè il Bertoni. A ridosso dell'evento tragico accaduto ad ottobre, salvo effettuare una quotidiana analisi, soprattutto in alcune classi, della cronaca, della contemporaneità, quindi anche con la lettura dei quotidiani, perciò certo. il tema non è stato ignorato, però si è preferito, per delicatezza anche verso chi è morto, ecco, non incentrare una discussione nel caso specifico. Certo, assolutamente. Bensì, ed è un po' la filosofia della nostra scuola, reagire a questo tema più ampio delle dipendenze, che nasce da un vuoto di valori, ecco, sollecitando nei ragazzi la risposta in senso positivo, perché l'antidoto alla trasgressione non è la clausura e la predica, è suscitare appunto una scelta di una vita positiva. Per questo a metà novembre, perciò era passato nemmeno un mese dall'evento, abbiamo promosso un incontro per i ragazzi in presenza anche di importanti testimoni del mondo dello sport, dal titolo Più vita sana. Più vita, prima di tutto, che è il contrario di quella sedentarietà oziosa che è matrice molto spesso di quel senso di vuoto, di apatia, di noia esistenziale, di nichilismo, che spesso viene riempito con cose negative. Che poi è un e po' non è per tipico forza solo anche... la droga, naturalmente. No, esatto, ma poi è un po' tipico, no, dell'età, nel senso un'età di grandi cambiamenti, e alla fine del nostro percorso Effetto Giovani ci porta proprio a parlare dei tanti cambiamenti che questi ragazzi vivono in quest'età, e quindi anche la paura, no, di fronte ai cambiamenti del proprio corpo, certo. ai cambiamenti alla fine di un percorso scolastico, sì. L'apertura di un alto, oppure il mondo del lavoro, insomma sono periodi di grandi sollecitazioni in cui è anche difficile ritrovarsi o capire qual è la propria nuova identità, diciamo. Sì, certamente. E terminando stavo dicendo che c'è stato poi un accento forte sul tema della vita sana, quindi un contrasto alle dipendenze, però ripeto, anziché la solita, ecco così, lezione cattedratica tenuta anche da esperti, a volte abbiamo anche invitato dei medici proprio del CERT, quindi che hanno la loro importanza. Bisogna educare i ragazzi, e questa credo sia la missione della scuola, nelle discipline, quindi nell'attività didattica curricolare, educarli, ripeto, a cercare un senso profondo alla propria vita, alla propria esistenza, che non può essere buttata tra videogiochi, dipendenze, alcol, fumi, droghe, sedentarietà che impigrisce lo spirito, l'anima e l'intelletto. E questa è la missione della scuola, perché altrimenti se releghiamo questa missione educativa a soli incontri, magari gestiti anche dall'onda emotiva del momento, incontri comunque positivi, ecco, creiamo nei ragazzi l'idea che la scuola sia una cosa e poi ogni tanto ci fanno la predica, con un effetto direi poco impattante sul piano emotivo. Bisogna invece
Educare i ragazzi a scoprire come ogni giorno nella matematica, nelle letterature, nella lingua, nella scienza, nella filosofia ci sia la storia di chi ha voluto dare un contributo positivo all'umanità e quindi soprattutto ai giovani. Il tema di questa sera era anche quello della trasgressione, ne parlavamo anche prima. Magari i giovani trasgredissero nel senso del sognare un mondo migliore, del lottare per cambiare certe storture della società che tutti vediamo, dall'inquinamento al fatto che i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, al fatto che noi nuotiamo in un consumismo che sperpera risorse e altrove si muore di fame. Magari lottassero per questo e la scuola deve suscitare passione per un mondo migliore nei ragazzi. Beh, insomma, noi abbiamo un campione ristretto, però di ragazzi che insomma, nel futuro ci credono e investono. Chiaramente è insomma, anche un momento di, come dicevo, di grandi cambiamenti che li pone, spesso li fa trovare smarriti. Chiaramente avere tutta una serie di proposte, in questo caso la scuola, può in qualche modo riempire quel vuoto e quel bisogno di provare delle esperienze forti. Ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo appunto di altre esperienze forti, qui sempre a Effetto Friuli Giovani. Eccoci ritrovati. Allora, abbiamo parlato molto con i nostri ospiti e abbiamo parlato di droga, di dipendenza, ma non c'è solo quello, ci sono tante, diciamo, dipendenze o modi per riempire quel vuoto che a quell'età, intorno insomma ai 18, si avverte in un momento difficile di grandi cambiamenti. Manuel Buttus, attore, porti a teatro uno spettacolo che ovviamente si rivolge anche ai ragazzi, certo. Che si chiama allora il Jackpot Milionario. Il titolo, se vuoi te lo dico correttamente, che è Cannibali Brava Gente, ecco, con un sottotitolo che è Jackpot Milionario, scritto con il GL. Se volete vi spiego anche quando è nato questo titolo. Io e il mio collega, che è Giorgio Monte, che ha scritto questo testo teatrale, un giorno siamo entrati in un bar della Bassa friulana, noi siamo della Bassa, e in questo bar c'era un bellissimo cartello appeso a una di queste macchinette che ci sono nei locali, e c'era scritto proprio Jackpot Milionario, scritto con il GL. E dentro di noi abbiamo pensato, ma quasi scherzando semplicemente, dicendo, vedi che non è importante sapere, conoscere, studiare, leggere, o almeno magari saper scrivere anche minimamente. L'importante è il jackpot milionario, cioè diventare ricchi, con ogni modo lecito e anche illecito, mi viene da pensare. L'importante era la ricchezza, quindi dare un mondo che sia economicamente più insomma, il denaro soddisfacente. Sembra essere un valore purtroppo nella società Sembra di essere oggi. un valore, forse lo è, insomma. forse è l'unico in questo momento, mi viene da pensare. E quindi è nata l'idea di questo spettacolo? È nata l'idea di questo spettacolo un po' anche perché per il tipo di mestiere che facciamo siamo sempre portati a cercare di capire che cosa, come evolve la società, come funzionano un po' le cose. E quindi siamo sollecitati a cercare ogni tipo di cosa che possa interessare in qualche modo noi, che magari ne sappiamo poco, e quindi magari se interessa a noi possiamo essere in grado di far interessare anche il pubblico a un qualsiasi argomento. Ovviamente si parla di ludopatia in questo spettacolo. Si parla di ludopatia, però ascoltando prima il signore che raccontava la storia della sua famiglia e di sua figlia, mi viene a pensare che un po' la situazione è la stessa, no? Parlava di vergogna, perché nella famiglia c'è questa vergogna, parlava di menzogna, forse non so se l'ha nominata, ma è una bugia continua, il fatto di avere questo problema della ludopatia è una bugia continua che il giocatore racconta a se stesso in primis, ma anche alla famiglia. Forse saltando un po' di palo in frasca, però dovete pensare che noi per raccontare questo lavoro teatrale, perché non mi piace chiamarlo spettacolo, siamo partiti dall'andare veramente a essere invitati veramente agli incontri che fanno i ludopatici con psichiatri, psicologi e dottori, medici. E le storie che abbiamo ascoltato sono nettamente superiori rispetto a quello che noi siamo stati in grado poi di raccontare teatralmente. Dovete pensare delle cose, possono succedere delle cose come i figli che vedono, assumono un investigatore privato che riprende il genitore che va a giocare e davanti al genitore mostrano le immagini di quello che è successo, di quello che lui fa, e il genitore davanti alle immagini nega che
che quello che sta succedendo, che quello che stanno vedendo è una cosa vera. Ci sono ragazzi di 24-25 anni che hanno giocato il patrimonio della famiglia, che hanno perso fidanzate, hanno lasciato la scuola, hanno perso ogni tipo di valore, di contatto con la famiglia. Si paga sulla propria pelle, si paga no? assolutamente Questo, sulla propria anche pelle. se non è perché magari uno associa la droga a qualcosa proprio che fisicamente ti aggredisce, ti cambia, eccetera. In questo caso agisce uguale, solamente non è una cosa fisica, diciamo. C'è una media, cioè per ogni studente in età scolare, quindi dai 6 anni ai 19 anni, la spesa media di ogni ragazzo mensile è di 12 euro al mese, per ogni ragazzo che gioca. Però non tutti i ragazzi giocano, immagino io, però la spesa resta sempre 12 euro mensili per ogni ragazzo, dai 6 ai 19 anni. Questa è la spesa un po' della ludopatia. Io sono di Tor Viscosa, qualche giorno fa parlavo con un ragazzo del mio paese e lui mi diceva che vicino alla sua scuola ci sono un sacco di locali, di bar, di non insomma, solo. è stata anche fatta una scelta, no, di alcuni comuni, di alcune amministrazioni che hanno scelto di imporre il divieto proprio di bar con macchinette, slot e quanto vario nelle zone limitrofe alle scuole, alle zone sensibili, diciamo. Sì. Diciamo, alcuni, non l'ho detto tutti, si vede che la strada è ancora lunga. Questo perché anche tanti ragazzi giocano, no? Giocano, e appunto questo ragazzo di Tor Viscosa mi diceva che vicino alla sua scuola appunto ci sono un sacco di locali dove i ragazzi vanno a giocare, soprattutto prima di cominciare la scuola e dopo, quando escono, prima di aspettare la corriera, e mi diceva che per fortuna in questi locali però non ti chiedono i documenti come invece fanno con l'alcol. Voi sapete benissimo che fino ai 18 anni non si può giocare, solo che i documenti non li chiedono. Invece per l'alcol, santo cielo, li chiedono, ma per giocare no. Per giocare quindi passo un po' sotto gamba. Qualche intervento, bolle in pentola? Chi ha il microfono? Allora, passate il microfono al ragazzo, per cortesia, grazie. Allora, se ti alzi anche tu, ti chiederei in piedi e mi dici il nome e la scuola, solo per favore di regia. Fermo. Ciao Cristian. Ok. Comunque le faccio i complimenti per l'opera teatrale che sta facendo, anche se non le piace essere definita così. Grazie. Volevo chiederle, per lei comunque è più grave un ragazzo che gioca alle macchinette o un ragazzo che fa uso di sostanze? Guarda, sinceramente non so risponderti. È vero che il primo pensiero che mi viene da dire con la droga, perlomeno con le droghe pesanti, come si diceva prima, è vero che si rischia effettivamente la vita, uno può anche morire, mentre con la ludopatia se ne può uscire sempre. Sicuramente, invece con la droga non è sicuro che se ne possa uscire, perché se subentra la morte non se ne fa niente. Io non so che cosa sia peggio. So soltanto che però da tutte e due queste cose effettivamente si può uscire, ci si può fare aiutare, perché assolutamente da soli non se ne esce né dalla droga né dalla ludopatia, ci si può fare aiutare. Io penso che effettivamente la droga sia un rischio in più, perché si muore di droga. Perché di droga si può morire veramente, invece inserendo delle monetine, dei soldi, forse non si muore per quella cosa lì. Quindi se mi fai rispondere o bianco o nero ti rispondo così. Però non sono sicuro, perdonami. Beh, insomma, era una domanda difficile, poi anche magari non sia sempre una scaletta di che cosa è meglio e che cosa è peggio. C'è un'altra domanda? Prego, alzati in piedi, grazie. Ok, io volevo chiedere volevo fare una domanda al padre. La decisione di portare vostra figlia a San Patrignano è stata accolta felicemente, gioiosamente dalla figlia, o come penso chiunque tra noi ragazzi avrebbe detto no, non vengo, non voglio, cioè qual è stata la reazione? Una bella domanda, sì. Questo vale per me e anche per gli altri genitori. Nessun ragazzo vuole andare in comunità. La prima risposta è no. Poi, frequentando il gruppo, e facendo certi passi sia da parte dei genitori che prendendo coscienza da parte sua, si riesce a trovare la soluzione per andare in comunità, ma certamente il ragazzo prima dice no, cioè io vado a perdere i miei 4 anni della mia vita per andare lì,
poi a imparare cosa. Anche perché c'è quindi una negazione del problema, Sì, no? Anche sì, c'è messi di certo. fronte, come dice Manuel, poi si dice... Diciamo che le entrate sono sì volontarie ma coatte, in un certo senso, perché poi la famiglia, se è ben indirizzata, fa certi passi e non c'è scampo, insomma, o lui vuole continuare la sua vita, certo. allora la farà fuori dalla famiglia, e se vuole rimanere in famiglia farà quello che la famiglia insieme hanno deciso di fare. Dodorico, deve dire qualcosa, se no le faccio una domanda. Io volevo rilanciare anche Sì? Fa il benissimo. ragionamento con i ragazzi. No? Perché noi parliamo di droga e molte volte ci interroghiamo sulle cause. Andare a sviscerare questo tema ci porta spesso molto lontano, no? Anche perché la società è complessa, tante sono le cause che concorrono a determinare questo fenomeno. Io vorrei invece rilanciare a voi con una provocazione. La posizione in generale degli esperti sul tema della droga è che tutti possono essere coinvolti, ricchi, poveri, intelligenti, meno intelligenti, ma tutti coloro che vengono coinvolti hanno una caratteristica in comune, ed è quella della fragilità. Sono persone fragili. E allora io chiedo a voi, se condividete questa impostazione perché avete osservato nella vita quotidiana queste persone come sono, secondo voi come si esce da una situazione di fragilità, o quantomeno come via via nella nostra vita ci si fortifica, si acquista una personalità? Allora, facciamo girare il microfono e rispondete a questa domanda. Velocemente, se no questi momenti di silenzio io non posso rispondere. Aspetta che sei senza microfono purtroppo. Allora, passate il microfono a lui. Mi spiace. Glielo potete passare di là, scusate? Almeno guardarmi che indico, ok. Grazie, scusate, perfetto. Potrebbe ripetere? Certamente. Dicevo che tante possono essere le cause che inducono questi giovani all'uso delle sostanze. Però un elemento che li accomuna tutti, che accomuna tutti i ragazzi, è la constatazione che sono persone fragili, coloro che usano le sostanze. E quindi la domanda è se condividete questa osservazione, e secondo, come si può uscire o comunque lavorare per rinforzare la nostra personalità onde non cadere in queste trappole. Vai, tu hai il microfono. Comunque io volevo dire che secondo me non è che solo le persone fragili magari fanno uso di certe droghe o quello che vuole lei, perché alla fine comunque magari anche sì le persone fragili, però anche uno che ha testa magari può farlo lo stesso. Non è uno che ha testa. Cioè che ha la testa sulle spalle magari può farlo lo stesso, non vuol dire che per forza necessariamente uno deve essere fragile per farlo. Secondo me. Certo, fate un giro. Mentre fanno girare il microfono velocemente, un minuto, così se c'è qualcun altro che vuol parlare, parlando tra di noi in chat durante la settimana, una ragazza ha proprio fatto questo esempio, dice alla fine chi magari è più timido, più riservato eccetera, si diverte facendo una pizza con gli amici, una serata con un film eccetera, quello più esuberante, quello più brillante invece accetta magari con più facilità di scendere in un terreno minato, di fare delle scelte cosiddette sbagliate, perché è più disinibito. Quindi secondo me è una percezione esattamente contraria praticamente a quello che ha detto lei. Si finisce per percepire quello fragile e debole come quello forte, e anche una delle testimonianze raccolte dalla mia collega, questo ragazzo, io spacciavo, dice, perché ero il più rispettato del mio paese, avevo il mio giro, tanti amici, tante cose. Per quel motivo lì. In realtà questa fragilità viene molto nascosta, voglio dire, no? Da un'apparenza che viene anche interpretata dagli altri come una cosa positiva, invece quelli più riservati, più timidi, meno magari fanno la seratina a guardarsi un film e una pizza, che è una cosa normalissima, e invece non ha nulla di... Allora, tempo scaduto, pubblicità, ultimo blocco, poi con gli interventi. Go on too many dates, but I can't make them stay.
ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Chi ha il microfono? Andiamo con le domande subito. C'era stata una, diciamo, una provocazione lanciata dal professor Dodorico. Chi ha il microfono? Ragazzi, cioè, non siamo a scuola, ma va bene. Allora non parlerete questo blocco? Allora passalo o parla. Sì, prego. Volevo chiedere a loro lì se quando si può definire una persona dipendente da gioco, alcol o droga. Ok. Altri? Facciamo girare ad altri, magari, così davanti c'è Siria. Grazie. Io volevo chiedere se anche la nicotina la consideravate come droga, cioè comunque una sostanza che crea dipendenza. Altre domande, così dopo vi lascio un paio di domande, di riflessioni su cui rispondere. Qua, vai tu, passiamo a Carlo allora e dopo facciamo Elia. E vorrei chiedere, visto che si è parlato del tema comunque della fragilità su cui si è lanciata una provocazione, memore di una lezione tenuta dal professor Pieraldo Rovatti sull'ipertrofia dell'io, vorrei chiedere una cosa. Siamo veramente sicuri che sia la fragilità a concorrere all'abuso della droga e che invece non sia una sua desublimazione, visto che siamo e viviamo comunque nella società dell'ipertrofia dell'io? Passiamo un altro microfono e dopo vi faccio rispondere Carlo. No, chi c'è? Allora, dietro, ragazzi, chi è che vuole parlare? Lui, allora torniamo al microfono. Mi ripeti il tuo nome? Passalo a Christian, laggiù. Grazie, così dopo vi lascio rispondere un po' intanto a queste domande. Io volevo chiedere al padre, volevo chiedere come mai per lei magari è una cosa vergognosa sua figlia che si fa una canna in questo, cioè non so bene la sua situazione, ma volevo chiedere come mai è una cosa vergognosa per lei sua figlia che si fa una canna e non un padre di famiglia che va a spendere tutti i soldi alle macchinette, che non ha, cioè, che non ha soldi, comunque non porta niente a casa, suo figlio non ha da mangiare, ma comunque fumarsi una canna è vergognoso. Allora, posso rispondere? Certo, che deve allora, direi, perché ci sono un po' di robe da precisare. Mia figlia non si è fermata alle canne, è andata molto più avanti, no? Io non mi sono vergognato perché appena l'ho saputo ho telefonato a San Patrignano e l'ho portata in associazione e ho espresso tutte le mie cose di fronte a un'assemblea per poter farmi aiutare e non l'ho nascosto a nessuno. Questa era la mia posizione. Però ci sono moltissimi genitori che tendono a coprire questa cosa qui e si ritrovano i figli a 40 anni che sono ancora certi a prendersi il metadone, con 25 anni di tossicodipendenza. Ecco, questa è purtroppo la vergogna che le famiglie non riescono ad affrontare. Poi diciamo che forse è anche una roba a livello sociale, no? Perché comunque la società un po' ti etichetta dopo le famiglie sono, come famiglia. La droga per le persone che hanno 50 anni o 60 anni è una cosa sconosciuta e la gente ha paura, quando sente la parola droga ha paura, si nasconde perché non conosce, perché non ci sono abbastanza informazioni su questo. Uno se vuole informarsi sulla droga, uno che non è pratico di internet, dove va? Chi lo consiglia? Ecco che sono appunto utili queste associazioni. C'è un vuoto di informazione alle famiglie, non a voi perché voi sapete tutto. Però lo sanno nel modo sbagliato loro possono sapere tutto, ma magari non c'è formazione effettiva. Rilancio una domanda al professore. Dipende dove vanno a trovare le informazioni. Appunto. Se sapete l'inglese, se volete sapere tutto sulle droghe, andate su un sito del governo inglese che si chiama Talk to Frank e lì vi dice tutto. Tipi, cosa succede, cosa ti fanno, dove ci si può curare, c'è tutta una spiegazione. Noi purtroppo nel nostro sito nazionale non abbiamo tutte queste informazioni. Al professor Dodorico, una domanda che ci arriva da casa da Giovanni Menta: che cosa può fare concretamente la scuola per spronare a uscire da una dipendenza, ammesso che poi alla scuola si trovi la persona con la dipendenza, eccetera? Intanto raccolgo le domande stimoli dei ragazzi, del certo. preside, sicuramente investire su
processi valoriali, scoprire e riscoprire valori che, ahimè, sono misconosciuti, sono lasciati in disparte, sicuramente è una buona soluzione. Ma anche se ha trovato qualche discordanza, io ritorno su quel concetto di investire su processi formativi capaci di fortificare la persona. Per farla in breve, sul concetto di fragilità, no? Si sono espresse alcune perplessità. Il giovanotto prima, mi ripeti il tuo nome? Cristian. Cristian diceva, no? Anche persone che hanno la testa sulle spalle e si drogano. Beh, bisogna intendersi cosa significa avere la testa sulle spalle, perché l'esempio opposto è proprio quello citato invece dal nostro amico, che dice una persona ipertrofica può essere una persona che apparentemente ha una grande personalità, invece non è così. Chi ha una ipertrofia dell'io maschera la sua fragilità. E allora è facilmente ricattabile e anche e soprattutto persuadibile. Tant'è che per l'appunto si misura la fragilità della persona quando si avvicina ad un gruppo e ne viene catturato e non ha la capacità di porsi fuori di fronte agli altri che gli offrono una pasticca, un fumo o quant'altro, non ha la capacità di starsene fuori per poter far gruppo. È prevalente in lui il stimolo a diventare gruppo piuttosto che conservare la propria integrità. Ancora, poi ti do volentieri la parola, la domanda interessante: quando si diventa dipendenti da una sostanza? Beh, ogni sostanza ha il suo livello di tossicità e quindi ce ne sono alcune che brevemente ti fanno diventare dipendente, vedi l'eroina per esempio, ma basta pensare anche all'effetto alcol. Se voi non riuscite a stare senza bere un bicchiere di alcol per un mese, siete già dipendenti. Per le altre droghe ci sono tempi variabili, no? Comunque tutti manifestano un effetto tossico dal quale, per uscire dal quale bisogna fare delle... È difficile. Sulle spalle non intendevo, cioè lei ha frainteso con la testa sulle spalle, volevo dire che comunque uno che sa quello che fa, sa quello che assume, perché come ha detto il signore a suo fianco, comunque noi giovani sappiamo tutto sulla droga, no? Comunque andiamo su internet e ci informiamo, e quindi alla fine uno che lo fa con la testa sulle spalle, cioè intendevo dire che comunque sa quello che fa, sa quello che prende. Cioè è consapevole, dici, sa di quanto è consapevole rischia, in quel senso. Sì, anche del rischio, però voglio dire... Sì, ma questo non vuol dire che sia una persona forte. Esatto. Il fatto di sapere... Infatti, lei ha frainteso per quello, io volevo appunto puntualizzare che io non ho detto che è una persona forte. Ok, passa il microfono per cortesia a lei, se ti alzi, che così mi dici il nome. Che non... Io mi chiamo Laura e volevo solo fare una domanda per quanto riguarda il gioco. Vi siete mai chiesti se magari come con alcuni comportamenti il gioco non sia magari stato preso dai genitori o comunque da degli adulti? Perché spesso capita che magari gli adulti proprio ti insegnino, facendo loro giocando davanti ai figli, magari ti insegnano a fare. Ad esempio a me è successo con mio zio, scusate, io non gioco ovviamente, però mio zio un giorno mi ha praticamente costretto a dargli i numeri perché voleva giocare e io non volevo. Per cui non è che magari ogni tanto viene influenzato questo gioco? Ma lo direi a te, perché ne parlavamo prima, no? C'è entrato un problema, direi. Hai perfettamente ragione, nel senso che una delle cose di cui si parlava prima fuori onda, è che effettivamente i primi responsabili siamo noi adulti, cioè voi dovete avere degli esempi. Quando parlava il dirigente prima, io a un certo punto mi sono sentito ancora un po' uno studente, nel senso che io ho fatto 8 anni di superiori, sono stato un pessimo studente, per cui soffro molto ancora la presenza dell'istituzione scuola verso di me. Questo però significa che forse, io parlo per me, semplicemente sono stato fortunato, forse quando avevo 14 anni ho cominciato a capire, grazie al mio collega appunto, che mi piaceva fare teatro, che mi piaceva recitare, che volevo fare una cosa, e quella cosa lì mi ha trasformato. E quindi è giusto quando tu dici
Io giro parecchio, vado in giro e vedo, hai ragione, genitori con bambini molto piccoli che giocano alle macchinette, oppure semplicemente a casa, adesso online, basta un tesserino sanitario di un adulto per fare qualsiasi tipo di scommessa online. Io non so, non ho delle televisioni private, diciamo così, dove trasmettono le partite, e quindi ogni tanto mi piace andare sui canali... Fare zapping, no? Fare Si zapping, dice, esatto, per vedere i risultati delle partite, e ogni tanto... Non so se avete mai notato, il volume della trasmissione è normale. Poi quando c'è la pubblicità, dove fanno una pubblicità continua riguardo al gioco d'azzardo, le scommesse online, il volume si alza in maniera esponenziale. Anche questo è un segno che quello dobbiamo fare. Cioè, quindi l'esempio che avete non è... E questo vale per il gioco d'azzardo, vale per il fumo, come dicevi tu, vale per un sacco di cose. Quindi prima noi dovremmo andare. Oggi ho tirato fuori questo argomento perché ho letto oggi proprio sul giornale, sul Messaggero Veneto, che ad esempio una madre costringeva le figlie a prostituirsi solo per avere i soldi per giocare alle macchinette, davanti a loro ovviamente. Quindi mi sembrava appunto una cosa un po' sconvolgente, perché poi voglio vedere queste figlie come cresceranno, perché se a 12 anni le devi costringere a prostituirsi solo per avere i soldi per giocare, mi sembra un po' un comportamento comunque da adulti insegnato a giovani che non è rispettevole. Chiaramente poi si entra in un loop, no? Questo è un estremo anche, però. È un estremo, però chiaramente è anche per far capire quanto sono poi deflagranti a livello dell'intera famiglia anche queste dinamiche. Giustamente figli che assoldano un investigatore perché c'è un padre che magari sperpera il patrimonio e le famiglie si dividono, insomma le problematiche sono davvero tante. Questo chiaramente insomma è un esempio un po' così border. C'è un'altra domanda perché abbiamo un minuto, quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa, microfono, dov'è, non si sa. Ecco, passa in giro, dai, fai un giretto veloce. È tipo palla avvelenata, no? Dovete capire. Ecco, torniamo da te, dai, tu che sei brillante sempre. Veloce, veloce, veloce. Niente, 50 secondi, silenzio assoluto. Una battuta allora a lei. Sì, io volevo passare il messaggio delle canne. No? Ecco, sì, allora, chiudiamo con le quello. canne sembra che sia diventata una cosa di uso comune tra gli studenti. Allora, le canne non ti fanno diventare tossicodipendente, però tutti i tossicodipendenti sono passati per le canne. Quindi ci sono 3 tipi di uso. Allora, c'è qualcuno che si avvicina, fuma una volta, poi dice non mi piace e lascia perdere. Uno che magari ne fa uso occasionalmente e continua così, mentre c'è qualcuno che poi non riesce più a farne a meno. E quello che non riesce a farne a meno, poi ad un certo punto sarà saturato dal THC, che è la sostanza attiva che c'è dentro, e passerà a cose più forti e sempre più forti perché il fisico lo richiederà. Quindi la canna è dannosissima perché dà assuefazione e soprattutto perché rovina il cervello. Perché l'eroina e la cocaina non rovinano il cervello, perché uno una volta finito ritorna normale. Uno che si fa tante canne non torna più normale. Allora la puntata avrebbe bisogno veramente avremo bisogno di veramente molto più tempo per approfondire il tema in maniera complessa. Purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io vi ricordo che la trasmissione va in replica domani alle 21. Ringrazio la regia Jessica Delanese, Pierangelo Buttazzoni e l'esordiente Simone Caramaschi, bravissimi tutti. Grazie ai ragazzi e grazie naturalmente ai nostri ospiti per essere intervenuti questa sera. Buon proseguimento di serata sempre qui su Telefriuli. A venerdì. Buona visione con i supermercati The Spar, Eurospar, Interspar. Supermercati The Spar, Eurospar, Interspar.